Ilaria e Adriana. Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo a Morgongiori e siamo in compagnia di Paolo Pilloni. Buongiorno a tutti. Oggi Paolo ci racconterà una storia che risale al 1976. Dove ci troviamo? Siamo ai piedi della parete di roccia che nasconde uno degli ingressi della grotta sacra di età nuragica conosciuta come Scava Egresia. Quindi un toponimo che comunque ha mantenuto in qualche modo una memoria antica della sacralità di questo luogo, che fu un tempio ipogeico di età nuragica, ma poi anche utilizzata l'area circostante sempre come luogo di culto anche nelle epoche successive. Ne parleremo nel corso della puntata e assieme a Paolo e ai suoi amici e a suo fratello racconteremo e ricostruiremo la storia della riscoperta in età moderna di questo monumento eccezionale. Parleremo anche del sito archeologico appunto esterno e poi assieme al gruppo Speleo di Gornos Fanadiga visiteremo la diaclasi della grotta dei Scombus. Oggi non entreremo all'interno della grotta di Scava Egresia perché come appunto vi spiegheremo nel corso della puntata, dei recenti crolli, poi lo spiegheremo dopo meglio con i membri del gruppo Speleo che hanno fatto un sopralluogo nella grotta la scorsa settimana. Diciamo che oggi purtroppo non è sicuro entrare. Io ho avuto la fortuna di visitare questo sito nel 2012 e quindi insomma posso ritenermi fortunata perché, come saprà chi ha già sentito parlare di questo sito, per poter accedere chiaramente è necessario essere accompagnati da degli speleologi, perché ci sono alcuni salti da fare in corda anche di parecchi metri, quindi insomma non è chiaramente agevole l'ingresso. Ci sarebbe piaciuto tanto entrare anche oggi e concludere con il botto, ma purtroppo per motivi di sicurezza stiamo fuori, ma quello che è il valore aggiunto di questa puntata è raccontare questa storia che in molti non conoscono e che insomma dopo Paolo ci racconterà con quindi testimonianze di prima mano. Adri, vai a controllare se è tutto a posto, così almeno sappiamo se ci state sentendo e vedendo bene. Speriamo di sì, perché la ricezione insomma era buona, anche se siamo proprio veramente in prossimità del sito. Cosa dicono? Un attimo. Vediamo un pochino se è tutto a posto. Quindi insomma anche oggi una puntata da non perdere, mi raccomando seguiteci questa sera alle ore 21:30. È esattamente una puntata come le altre, per cui insomma vi racconteremo bene tutte queste cose. Cari amici, siamo già arrivati alla fine di questo viaggio. Onestamente ci sembra quasi impossibile aver fatto già ben 20 puntate, che insomma sono davvero tante. Come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, è un'attività che ci ha praticamente tenuto impegnate 24 ore al giorno, compresa la notte, perché anche nei sogni avevamo già il programma del giorno dopo, le cose, quindi veramente ci ha tenuto impegnate full time, e quindi si può dire che anche se è stato intensissimo è passato veramente veloce questo mese. Infatti ieri vedevamo il calendario, febbraio è già finito, sì. È già finito, settimana dopo settimana abbiamo macinato chilometri, incontrato tante persone, e quindi sicuramente anche nei prossimi giorni
ci prenderemo il tempo, oltre che per far sedimentare, riflettere, tutto come già vi abbiamo detto, sicuramente condivideremo con voi anche altri contenuti, metteremo degli ulteriori post, forse qualche altra foto. E poi stavamo pensando fra un po' di giorni, perché prima ci dobbiamo un attimo ripigliare, come si dice in termine tecnico, quindi non sappiamo se tra forse una settimana più o meno faremo probabilmente una trasmissione in diretta comunque per condividere con voi la nostra esperienza e magari portare anche qualche altro contributo, perché chiaramente il materiale che abbiamo raccolto è veramente tantissimo, come avete potuto vedere, anche se i nostri video sono abbastanza lunghi. Tanto per non smentirci, quello di ieri ha battuto il record, perché abbiamo sfondato il muro dei 50 minuti, non so quanti di voi l'abbiano visto tutto quanto intero, quindi insomma, perché ci dispiaceva tagliare e perdere dei contenuti che potevano essere interessanti. Abbiamo girato le nostre puntate con una sorta di presa diretta, senza tagliare mai un discorso a metà, e quindi restituendo fedelmente ciò che i nostri interlocutori hanno voluto condividere con noi e con tutti voi che ci seguite. Quindi questa è stata una delle nostre linee guida, e anche per questo che i video sono tutti di lunghezze differenti, anche se all'inizio ci eravamo proposte di farli di circa mezz'ora. E chiaramente a occhio è un po' difficile azzeccare. Allora, Adri, dimmi che ore sono? 8:07. 8:07, ok. Ho ancora qualche minuto e nel ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto concretamente, ospitandoci, offrendoci pranzi, cene offrendo insomma delle donazioni in denaro, quindi poi ricevendo i voucher per partecipare alle escursioni. Quindi io vi aspetto tutti alle escursioni e ai viaggi. Nel ringraziare tutti voi, oggi che è l'ultima puntata, vi vogliamo dare una bella notizia. Siamo riuscite a coprire tutte le spese, non è avanzato tantissimo, ma siamo insomma in pari, e quindi siamo molto felici di comunicarvi questo risultato, che è stato possibile soltanto grazie a voi. Quindi veramente grazie dal profondo del cuore, che avete saputo apprezzare, diciamo, la nostra pazzia, chiamiamola così, poi voi chiamatela come volete, noi la chiamiamo pazzia perché ancora ogni giorno insomma è un po' come un sogno, no? Come stare in un mondo onirico un po' strano, diciamo cavolo, ma siamo già alla 20ª puntata, vabbè. Per cui abbiamo fatto questo salto nel vuoto, provando una modalità nuova di raccontarvi le cose che insomma personalmente non avevamo sperimentato, quindi l'abbiamo sperimentato giorno dopo giorno, anche questo di raccontare con i video lunghi, le modalità di ripresa e così via. Quindi un esperimento totale, anche diciamo la modalità con cui è stato condiviso via web giorno per giorno, ecco, l'abbiamo sperimentato proprio in diretta insieme a voi, per cui non sapevamo cosa poteva uscire fuori. Poteva essere anche un flop totale, diciamo. Ci siamo prese questo rischio e siamo assolutamente felici che, insomma, che questo in qualche modo sia stato apprezzato, perché lo dimostra sia l'entusiasmo con cui le persone ci hanno scritto per poter partecipare alle puntate e raccontarsi, e quindi li avete visti tutti. Quelli che insomma hanno aderito, diciamo, con entusiasmo a essere veramente protagonisti dei nostri video, e anche l'entusiasmo con cui le persone ci hanno sostenuto con delle donazioni. Veramente grazie. Le donazioni per il momento, poi decideremo cosa fare, restano aperte, perché comunque vogliamo dare sia la possibilità a chi ci ha apprezzato o chi ci apprezzerà in futuro
di poter contribuire, sia perché se riusciamo a raccogliere, diciamo, qualcosa, potremo vedere come destinare poi questi proventi per ulteriori iniziative, diciamo, su questo solco, magari con qualche evoluzione, con qualche cambiamento. E a questo proposito è anche fondamentale il vostro feedback e la vostra opinione, perché noi abbiamo messo dei semi, ma le piante che possono nascere potrebbero essere virtualmente infinite, quindi insieme a voi vedremo cosa far crescere e cosa costruire, certamente se abbiamo anche la possibilità di un piccolo supporto e di una piccola base. Quindi per il momento non ci vogliamo precludere nulla, per cui lasciamo aperto e vediamo come si potrebbe sviluppare in futuro. Anche perché vi ricordo che i video sono gratuiti, rimarranno online sia su Facebook che su YouTube in versione integrale, per cui saranno visibili e fruibili a chiunque li voglia vedere da oggi in poi. Per cui insomma, per il momento queste sono le nostre idee, poi più avanti faremo sicuramente anche dei sondaggi chiedendo a voi stessi, vedremo un po' come vanno le cose, quindi insomma vi invitiamo a continuare a seguirci anche per sapere quando faremo questa ulteriore trasmissione da casa, questa volta, in cui parlare un po' meglio di tutte queste cose. Bene, mi sembra che più o meno ci siamo come orario. Noi ora ci prepariamo per questa bella giornata, per questa entusiasmante ultima puntata, e vi diamo appuntamento a questa sera alle ore 21:30. Ciao, buona giornata.